Buonasera a tutti. Mi presento, che vedo dei volti nuovi, sono Antonio Manno e questa sera sono stato incaricato dal nostro presidente del Circolo Veneto di fare gli onori di casa, ma lui è con noi in prima fila e quindi è sempre presente, siamo sempre sotto il suo ombrello. E questa conferenza che verrà tenuta da Federico Moro, lo dico per chi non c'era le volte scorse, è la terza di un ciclo di 3. Sono conferenze che hanno esposto in modo panoramico, ma a tratti anche puntuale, la storia di Venezia dal 300 fino a oggi, dove Federico ci parlerà dei primi del 500. Questo ciclo ne ha seguito un altro che è stato tenuto da me, dove invece ci siamo occupati della storia di Venezia del 500 con 2 approcci diversi, ma questa è una delle caratteristiche del nostro progetto che prende il nome di Venezie, anche proprio perché la nostra intenzione sarebbe quella di invitare studiosi, ricercatori, divulgatori soprattutto, perché il nostro intento è quello di portare le tematiche di cui parleremo nel pubblico, nel grande pubblico maestrino soprattutto, e l'intenzione è quella di invitare gente che non la pensa esattamente come noi, ma che comunque fonda le proprie ricerche, i propri studi sulla fatica, sulle biblioteche, sugli archivi, su tante cose che bisogna fare per poi arrivare a sintetizzare. Vi darò alcune comunicazioni organizzative velocissime, sarò velocissimo. La prima è la seguente. Io qui ho un foglietto che è circolato anche le volte scorse, che lascerò qua sul tavolo per chi è interessato a ricevere notizie delle attività del Circolo Veneto, che non sono solo quelle di stasera, ma sono tante altre. Ve ne dico una che è molto conosciuta, che è il Premio Mestre Pittura. Ma ce ne sono tante altre, vale la pena di essere informati e si può ricevere un avviso anche se non si è iscritti. Poi dopo magari si può cambiare idea, ci si può anche iscrivere, ma comunque l'intento del circolo è quello di allargare al massimo la propria attività, di renderla disponibile a tutti coloro che hanno un interesse di vario tipo, appunto dalla pittura alla storia. Poi nel mese di maggio ci sarà un'iniziativa sugli acquerelli e quant'altro. Bene, questo è un foglietto dove vi si chiede qualche informazione e soprattutto quello che ci interessa di più è la email presso la quale poi dopo riceverete gli avvisi. Io lascio questi foglietti qui sul tavolo, li potete prendere liberamente. Se ce li ridate questa sera subito li ritiriamo noi, ma se invece non avete fretta, non avete tempo, li potete lasciare presso la libreria Mondadori, che li raccoglierà e poi li consegnerà al Circolo Veneto, che provvederà a immettere le vostre email e quindi vi poi spederemo i futuri avvisi. Due notizie sulle nostre future iniziative. Era prevista una conferenza nel mese di giugno del dottor Crevato Selvaggi su un argomento che ci interessava molto, che sono l'organizzazione dei servizi postali a Venezia. Purtroppo per impegni personali il dottor Crevato Selvaggi non potrà tenere questa conferenza, quindi questa salterà e speriamo quantomeno di tenerla l'anno prossimo, perché durante l'estate noi faremo una pausa, riprenderemo le conferenze del progetto Venezie da settembre e a settembre ci sarà un nuovo ciclo che verrà tenuto di conferenze, di lezioni, dalla dottoressa Marina Crivellari Bizio. Io adesso vi darò delle date, ma ve le dico velocemente, perché se volete poi annotarvele potete andare in internet, nel sito del Circolo Veneto, e lì le trovate. Ecco, allora comunque noi il 28 di settembre Marina Crivellari Bizio terrà una conferenza sulle donne della Serenissima, quindi ci darà uno spaccato, diciamo, delle iniziative, del peso che hanno avuto le donne, soprattutto nel patriziato veneziano. Il 26 di ottobre, sempre Marina, ci terrà una lezione sull'arte della tavola ai tempi della Serenissima,
e vi consiglio di venire con un blocchetto, perché ci saranno anche delle ricette, delle cose se vi interessano, ecco, sarà molto, molto curiosa. E infine, l'ultima di queste 3 lezioni tenute da Crivella Libizio si terrà il 16 di novembre ed è dedicata alla festa di San Martino. Il titolo è Viva San Martín. E quindi vedete da questi titoli che c'è un approccio completamente diverso, perché chi vi parla e Federico, diciamo, abbiamo dato un taglio più di carattere storico, cronologico, battaglie, trattati, alleanze, eccetera, no? La Crivella Libizio invece ci porterà più nella Venezia quotidiana e in particolari aspetti. Ecco. Quindi queste sono le comunicazioni che, vi ripeto, potrete tirare giù anche dal sito del Circolo Veneto, che è facile da trovare. Bene, oggi Federico conchiuderà la sua panoramica, si fa per dire perché la storia di Venezia poi prosegue, ma questo era l'accordo, con un periodo molto difficile per Venezia. Poi lo vedremo perché ce lo spiegherà nei suoi dettagli. Molto difficile, e anche dove Venezia ha rischiato di sparire, in poche parole, per motivi militari, per una disfatta subita e un'invasione di tutti i territori di terraferma. A dire la verità non è un fatto nuovo per Venezia, cioè il nemico è arrivato fino alle soglie della laguna già in altre circostanze, almeno in 2, e lo dico brevemente per lasciare spazio a Federico. La prima è dell'810 con i Franchi e Pipino, che è arrivato in laguna, e sappiamo come è finita con una strage dei Franchi, tutte le vicende delle navi franche arenate in laguna, eccetera, eccetera, perché non conoscevano, non sapevano muoversi in questo ambiente unico. La seconda è stata anche menzionata Federico, la guerra di Chioggia, perché durante la guerra di Chioggia i genovesi sono arrivati appunto fino a Chioggia e sono stati lì per battere i veneziani e conquistare Venezia, cosa non riuscita. C'è un aneddoto che mi piace sempre raccontare quando parlo della guerra di Chioggia, perché durante le minacce che i genovesi fecero contro i veneziani, perché erano vicinissimi, insomma, mancava poco arrivare a Venezia, tra le minacce dissero che se sarebbero arrivati a Venezia con l'esercito, dopo avrebbero costruito un ponte di collegamento fra Venezia e la laguna. Bene, non è successo molto molto tempo dopo e l'hanno costruito gli stessi veneziani quel ponte nell'Ottocento. Va bene. La terza è quella di cui ci parlerà Federico, è stata un'invasione, l'esercito papale spagnolo è arrivato fino agli estremi della laguna ed è arrivato fino a Mestre. È stata una tragedia per Venezia, che ha perso i propri territori di terraferma conquistati trionfalmente durante il 400, come ci ha spiegato Federico. Ma una tragedia anche e soprattutto, io direi, lo si dice poco, ma per Mestre, perché i veneziani, e questo noi lo sappiamo dalle carte d'archivio, discussero molto sul tipo di politica da adottare di carattere militare, cioè se opporsi sul campo a questi invasori che stavano arrivando verso la laguna, oppure asserragliarsi nelle città murate più vicine, per intenderci Padova e Treviso. E la scelta per parecchie settimane fu quella di rimanere dentro le città e di non scendere a confrontarsi sul terreno, perché, e questa la ragione era molto semplice, perché pochi mesi prima si erano prese delle batoste tremende che fecero in modo che l'esercito della Lega di Cambrai potesse arrivare fino alla laguna. Altro aneddoto e chiudo davvero. Non si dice quasi mai, non solo dell'incendio che è seguito della città di Mestre, che viene messa a ferro e fuoco, e non vi dico poi cosa la popolazione, quali angherie subì dall'esercito della Lega, ma Venezia, diciamo che non si preoccupò tanto dell'avamposto di Mestre, quanto più di Treviso e di Padova, per ragioni ovvie, ma fece una cosa che ancora a me lascia molto perplesso. A difesa di Mestre lasciò 300, diciamo, contadini, quindi non soldati, non professionisti, armati di arco, va bene, contro le nuovissime armi delle artiglierie, e questi poveracci resistettero
pochissime ore, tanto che poi dopo l'esercito della Lega entrò dentro le mura medievali di Mestre e li uccise praticamente tutti. E non si preoccupò purtroppo nemmeno di aiutare i mestrini che volevano ritirarsi a Venezia per proteggersi dalle angherie nemiche, e li lasciò lì in fila davanti al carro di Marghera, che era il punto dove si passava dal Mazzenego alla laguna, con tutte le conseguenze di morti, di stupri, di violenze che ne seguirono. La ragione di Stato veneziana prevale su quelli che poi più tardi, su quella cittadina che più tardi verrà chiamata Mestre, fedelissima. E così lascio la parola a Federico. Visto che ci ha descritto in maniera così puntuale tutte le manovre, eccetera, che si sono svolte sul campo, la domanda è di chiedergli dove ha trovato queste notizie. È una domanda, diciamo, che ci porta a parlare delle fonti, delle notizie che si ricavano poi per fare storia, per ricostruire questi periodi come Federico ha fatto. Beh, siamo fortunati in questo caso perché sulla guerra della Lega di Cambrai possediamo, mi verrebbe da dire tutto, dopodiché non è mai tutto, però insomma molto. Molti dei protagonisti hanno scritto. Abbiamo la testimonianza per esempio dei diari di Marin Sanudo, che è dettagliatissimo. Marin Sanudo, essendo nel circuito dei consigli di governo al più alto livello, lui puntigliosamente ha registrato tutto ciò che i veneziani decidevano, facevano. Adesso io qui ho volato, diciamo, è più dettagliato in Venezia nella tempesta, perché anche nelle fasi prima della guerra ci sono tutti i movimenti di preparazione, gli spostamenti, e il marchese di Mantova, il duca di Mantova ha detto, fatto, brigato, insomma è una fonte formidabile. E poi ce ne sono altre ovviamente, perché gli archivi ci restituiscono da parte veneziana praticamente tutto, ma in questo caso abbiamo anche archivi di altre, anche gli archivi papali per esempio, gli archivi estensi che si trovano per lo più a Modena, anzi sono concentrati a Modena. Ci sono quelli dei Gonzaga a Mantova, quindi quelli imperiali a Vienna, cioè effettivamente è meraviglia delle meraviglie, cominciano a essere tutti disponibili online, perché sono ormai decenni che vanno avanti a digitalizzare, e adesso si comincia a godere di una situazione piuttosto interessante, mentre fino a qualche anno fa era poca roba, invece adesso comincia a essere, dopodiché non è che siano tutti digitalizzati per carità, però l'Unione Europea ha finanziato dei programmi formidabili che stanno dando i loro frutti, e questo a prescindere che per esempio le università americane o anglosassoni, se voi volete i diari di Manin Sanudo, li trovate in credo 20-30 diverse digitalizzazioni integrali, e sono per noi fonte meravigliosa, perché ovviamente sono scritti nell'italiano dell'epoca, e quindi immagino che gli studenti americani abbiano qualche difficoltà, ma noi no, e questa cosa si ripete su moltissimi e in moltissimi altri campi. E noi siamo abituati a parlare male di internet, e invece dovremmo entrare nell'ordine di idee che è una questione di come lo si usa. Perché certo, se tu vai a cercare quello che fa Chiara Ferragni è una perdita di tempo, però se tu vai a cercare altro, trovi veramente tantissimo. Io mi ricordo che ho scritto un romanzo tempo addietro, Flagellum Dei, che era dedicato, il personaggio principale era Attila, ma su Attila noi abbiamo un unico vero testimone, che è Prisco di Panion, che era un diplomatico e letterato bizantino, che ha lasciato pochi frammenti,
che però alla corte di Attila c'è stato, è uno dei pochi che può dire di averlo visto e di essere anzi sopravvissuto al tentativo. Era andato lì per ammazzarlo col veleno, lui, Attila se ne accorge e le dice: ma dai, cosa vuoi fare? Vieni a cena con me. Questo per capovolgere l'immagine che abbiamo del flagello di Dio. Beh, insomma, ci ha lasciato questa descrizione del banchetto di Attila in cui tutti gozzovigliano e lui invece, il sovrano, è lì su un banchetto di legno, mangia con stoviglie di legno, i suoi aristocratici là, roba d'oro, lui tutto di legno con suo figlio a testa bassa a lato, una cosa bellissima. Beh, grazie all'Università di Vancouver tutta l'opera di Prisco di Panion è disponibile per chiunque senza bisogno di affaticarsi troppo, quindi si trova tanto e vale la pena cercare, perché specialmente per epoche come il Cinquecento è diventato piuttosto facile trovare senza dover viaggiare troppo. Siamo arrivati all'epilogo, io ho il compito di chiudere e con molta meraviglia, perché ho scoperto un lato segreto di Federico, che è un appassionato del Dalviano, almeno mi pare di capire tantissimo. Ecco, e in effetti sì, hai molte ragioni. E in una lontanissima lettura giovanile, e non mi chiedere qui in che anno, cioè, comunque io ricordo di aver letto, forse Marin Sanudo, che in una circostanza di festeggiamenti chiamarono il Dalviano in Palazzo Ducale per un grande banchetto, per festeggiare le sue vittorie e le sue conquiste. E il cronista racconta che nel tavolo imbandito in onore del Dalviano c'erano delle sculture che raffiguravano tutte le fortezze e i castelli da lui conquistati. E quando si sedette per guardare da vicino uno di questi castelli, scoperse che era stato scolpito nel burro. No? Bello, no? La fortezza e il burro. No? Il Circolo Veneto non ha la possibilità di imbandire un banchetto di questo genere, però nello stesso modo vuole ringraziare Federico per le imprese che ci ha raccontato. Chi vuole farsi dedicare da Federico Moro un libro, sappiate